La partita con lo Scafati sarà sicuramente un bell'incontro, siete agli stessi punti, lo Scafati viene da una sconfitta col Reggio Calabria e ha una voglia di riscatto. E come reagirete? Quale sarà la vostra partita? Ma senza dubbio Scafati viene da un risultato negativo, viene da un inizio di campionato con molte trasferte, ma nel quale è riuscito a fare molto bene, e quindi è una squadra di grande qualità che oltretutto avrà le motivazioni di chi viene da un risultato non positivo e non può perdere il passo per quelle che sono gli obiettivi e le ambizioni della società, ovvero giocarsi fino all'ultimo istante i migliori posti per la griglia e i playoff da protagoniste, quindi ci aspettiamo grande ritmo, grande aggressività, grande determinazione da parte di una squadra molto esperta e di grande mestiere, di grande qualità tecnica, di grande cifra tecnica, e quindi è una partita difficilissima. Voi sottolineavate la serenità, la tranquillità che in questo momento ha la squadra, considerando anche che avete vinto con il Cagliari nell'ultima partita. Questo vi permetterà di affrontare appunto lo Scafati con una certa determinazione. Sì, assolutamente, noi ci siamo messi come modus operandi quello di pensare a una partita alla volta, una giornata alla volta. Finora questo non avere grandi orizzonti e grandi obiettivi, ma molta consapevolezza delle difficoltà della giornata ci ha portato bene, continueremo a fare questo. È chiaro che i risultati positivi li consideriamo e ci danno quella serenità che ci può portare su un campo difficile come questo ad andare serenamente a provare a fare lo sgarbo e la grande impresa, ma con la consapevolezza che siamo assolutamente in linea con quelle che erano le aspettative di inizio stagione, e questo ci toglie il peso delle responsabilità del dover fare ed enfatizza quello che è il nostro invece punto di forza, il voler fare bene, quindi questa cosa è molto importante per una squadra così giovane, magari con un pochino meno di esperienza. La capacità di andare sorridendo su un campo difficile come Scafati può essere un grande aiuto. Sottolineavi nel tuo intervento in conferenza stampa la serenità che ha la squadra nell'affrontare le partite. Questo potrebbe essere un valore aggiunto appunto nella sfida prossima con lo Scafati. Sì, la nostra serenità che ci accompagna ogni giorno è sicuramente un valore aggiunto, però questa serenità bisogna mantenerla, e per mantenerla i risultati sono la cosa principale, perché noi lavoriamo ogni giorno per raggiungere il risultato positivo, noi sappiamo che sarà una battaglia e vogliamo, come ho detto prima, riprenderci dalla sconfitta di Casale, perché poi noi in trasferta abbiamo fatto 2 sconfitte, a Siena e Casale, quindi vogliamo pareggiare i conti e arrivare a 2-2. Simone, ecco una sintesi di quello che è stata la tua presenza finora qui ad Agrigento con la Fortitudo. No, penso adesso abbastanza positiva, direi discreta, perché si può anche fare sempre meglio. Le mie prestazioni sono dovute al fatto che la squadra sta andando bene, perché da solo penso che nessuno riesce a fare bene, quindi io sto facendo quello che la squadra ha bisogno. Domenica avrà bisogno di quei punti in pochi minuti, domenica avrà bisogno che io difenderò contro Mills, che è il loro migliore realizzatore, lo farò. L'importante è arrivare al risultato positivo.